Amiche e amici, buongiorno, ben ritrovati in diretta con Ore 13. Oggi vi propongo un argomento che mi è molto caro perché a titolo personale è il mio sport preferito ed è molto più di uno sport per me, però ovviamente non è che io vengo a farmi i cacchi miei qui a Ore 13, ma cerchiamo sempre di dare un contenuto che sia interessante per i nostri telespettatori e siccome la pallacanestro in Veneto e in Friuli Venezia Giulia è uno dei primi sport in assoluto sia in termini di praticanti che di spettatori e che di grandi appassionati, anche di grandi campioni, insomma penso di fare una cosa gradita. Tra l'altro ho il piacere e la fortuna di avere qui con me 4 super ospiti che vi presento subito. Allora, innanzitutto il coach Stefano Pilastrini, tra le altre cose allenato a Treviso Basket negli anni della rinascita. Grazie coach, grazie Stefano. Grazie a te, grazie a voi e buongiorno a tutti. Poi abbiamo il capitano della Treviso Basket, Matteo Imbrò. Ciao a tutti. Ciao Matteo e grazie per la tua presenza. Il caro amico Raffaele Ferraro, protagonista nella pallacanestro raccontata nel web, è il più grosso blog italiano di questo settore, è La Giornata Tipo, ne sei fondatore e anche coordinatore. Buongiorno. Ciao Raffaele. E un altro grande amico che è Andrea Gracis, attuale direttore sportivo della Treviso Basket, ex capitano della Benetton, della Scavolini, è stato in nazionale, chi più ne ha più ne metta, e benvenuto Andrea. Grazie. Allora, dicevo, basket raccontato, basket giocato, anche perché è fresco di stampa, la possiamo chiamare biografia, Stefano? La tua biografia? Sì, diciamo sì, dai. Sì. Pillacanestro, gioco di parole, appunti di basket di un coach partito dai campetti. Altro elemento che penso sia molto comune alle regioni nelle quali si può vedere Antena 3, perché forse questa è la domanda che posso fare più direttamente a Andrea, che è insomma del territorio proprio, però la passione per la pallacanestro nelle nostre regioni nasce proprio in campetti storici, alcuni hanno fatto proprio la storia di questa disciplina dove i giovani iniziano a praticare e poi entrano nelle varie società. Sì, purtroppo non è più così, però lo è stato per i miei tempi, per i giocatori della mia generazione. C'era lo scuola, lo studio, poi si andava al campetto, nell'oratorio a giocare. Quali sono stati i tuoi campetti? Il mio è Santa Maria Maggiore, la mia parrocchia, ecco, dove anche il presidente Vazzoler si è esibito. Il mio campetto, io avevo un campetto personale che era a casa mia, e nel giardino di casa mio papà aveva montato un canestro per i miei fratelli più grandi e io approfittavo di giocare, io giocavo a calcio, però mi piaceva anche giocare a pallacanestro. Se avete avuto tutti il canestro appeso a casa? Sì. Era d'obbligo? Sì, io giocavo sempre contro mio fratello, gli amici di quartiere. Tu Matteo sei originario esattamente di? Porto Empedocle, provincia di Agrigento. Sì. E anche lì questo ruolo dei campetti come luogo di aggregazione e anche di lancio verso non sono molto diffusi nel mio paese, però noi da piccolini, siccome mio padre era un allenatore, è stato un giocatore, ci ha comprato un canestro e invitavamo tutti gli amici del quartiere a giocare con me e mio fratello, però la maggior parte delle volte giocavamo io e mio fratello da dopo pranzo fino a che non faceva buio e mamma ci chiamava per mangiare, per cenare. C'erano questi piccoli break. Stefano, insomma, appunto, è nel sottotitolo del tuo libro Pillacanestro, no? Sì, sai, Bologna è una città da questo punto di vista particolare, io vengo da lì, una città in cui fra l'altro nei miei anni dell'adolescenza la pallacanestro ha avuto un boom pazzesco, perché poi era una città che guardava molto alle cose americane, no? La pallacanestro era quella volta una cosa americana più delle altre. Però non nel mio quartiere, il mio quartiere era molto popolare, non aveva tanto le caratteristiche di Bologna, della Bologna di quegli anni. Lì c'era un campetto, si chiamava un campetto Villa Torchi, dove chi però del quartiere voleva fare pallacanestro andava lì, e quindi era un luogo di aggregazione, e ho passato veramente tante ore su quel campetto a giocare. Sì, nel libro ne parlo, ma credo che sia una cosa comune a tutte le persone, diciamo, malate di pallacanestro, come siamo noi e come sicuramente sono io, il fatto di essere cresciuti in questi luoghi
così particolari, credo che sia una cosa che ci unisce tutti. E poi Raffaele, penso che lo stile della giornata tipo, quindi tutta quest'ironia, no? Che soprattutto prevale, nasca da quello che è l'atteggiamento proprio in questi luoghi. Tra l'altro tu sei anche tu bolognese, mi ricordo che quest'estate ci sono importanti tornei, no? Che si svolgono soprattutto nella vostra città. Sì, è una città che da questo punto di vista è un po' diversa dalle altre, perché a Bologna ci sono veramente tanti campetti, sono ancora molto frequentati, quello che diceva Andrea prima è vero. Oggi i ragazzi di oggi hanno tanti diversivi e probabilmente il campetto non è più la priorità per insomma, gli adolescenti. Quello che noto però è che magari in tanti paesi dove ci sono pochi campetti, come può essere a Porta Empedocle, dove è cresciuto Matteo, nel momento in cui il comune piuttosto che un privato costruisce un campetto, i campetti si popolano, perché alla fine credo che sia la forma più diretta e più democratica per far avvicinare la gente ad uno sport. Tutti ci possono giocare a qualsiasi ora, è gratis, e anche probabilmente la maniera più genuina per avvicinarsi a uno sport, perché uno lo fa in maniera individuale e nel momento in cui, essendo uno sport di squadra, trovi anche magari qualche amichetto che viene a giocare con te, sei anche più invogliato e più interessato a proseguire questa passione. Mi vengono in mente poi, chiedo aiuto anche a te Andrea, Venezia, che comunque tra l'altro continuiamo a mandare dei grandi abbracci a questa città, ha dei campetti storici al suo interno, Trieste per esempio è un'altra città del Veneto in cui si è molto presenti. Tu hai qualche aneddoto, qualcosa? No, io ricordo da ragazzino, insomma, sono andato a giocare alla Laetitia a Venezia e lì abbiamo giocato all'aperto proprio, quindi era un campetto, ma un campetto usato anche dalle squadre vere e proprie, quindi era bellissimo arrivare a Venezia, era una gita per noi, poi giocare in un campo veramente storico. Che poi, a proposito dei campi storici di Venezia, penso che quello in assoluto più particolare è la Misericordia, sì. No? Quindi non so se, io fisicamente non sono mai stato dentro. No, io anche, quando ero vice allenatore, diciamo, ho giocato. Anche tu ci avevi giocato? Sì, io mi sono allenato lì, sì. Hai giocato anche per Venezia, no? Non ho giocato, era l'anno del trasferimento all'Arsenale, okay, però okay. Ho fatto degli allenamenti, lì era una cosa veramente particolare. Un campo, diciamolo per i telespettatori, cioè dentro una chiesa sconsacrata, no? Sì. Quindi immaginiamoci, giocate stagioni dentro, no? Sì, molte, la Canon, l'allora Reyer Canon ha giocato. Hanno giocato per una cinquantina d'anni, la Reyer ha vinto 2 scudetti negli anni 40, sì. E la Reyer femminile ha vinto un altro scudetto. Lo so perché l'altro giorno ho scritto una cosa riguardo questo campo qui, adesso so che è un luogo privato, credo che sia di proprietà del sindaco, e ci fanno degli eventi, quindi eventi, mostre, e vedere oggi questa sala qui fa impressione, perché per affreschi, per i contenuti, e le foto dell'epoca sono veramente incredibili, un po' perché a me è una cosa che è balzata subito all'occhio, è che tutto il pubblico è in giacca e cravatta, ed è una cosa secondo me veramente bella, perché probabilmente ai tempi più che adesso lo sport veniva visto anche come uno sport abbastanza nobile, quindi erano tutti ben vestiti, e poi dove c'era il tifoso che gridava, dietro di lui c'era magari un'opera di Tintoretto, un affresco, una statua, ed è una cosa veramente incredibile. Sì, penso che averci giocato o comunque essersi allenati sia qualcosa di particolare. Sì, io ero ragazzino, ma è stato emozionante poi, perché mi affacciavo al mondo della pallacanestro vera e lì ci giocavano Carraro, ci ha giocato Buffalini, quindi giocatori che nel mio immaginario insomma, avevano una presenza importante, quindi veramente una cosa molto particolare. Matteo, giocare in luoghi storici, adesso è impossibile pensare che una Serie A si vada a svolgere all'interno di una chiesa sconsacrata, sta di fatto che certi palazzetti hanno un'aurea, non dico sacra, ma insomma sì, si sente, no, di entrare in luoghi particolari. Sì, per fortuna ho avuto, diciamo, l'occasione di giocare a Siena, dove c'è magari la Menzana, o di giocare a Bologna, quindi giocare sia per la parte della Fortitudo che la parte della Virtus. Adesso non c'è più l'Unipol, ma anche qui a Treviso, questo palazzetto storico, il Palaverde, si sente proprio l'energia del
del pubblico e tutto, ma anche quando per esempio vai in trasferta a Pesaro, tanti altri palazzetti che adesso non mi vengono in mente, però sì, si sente magari la storia, la tradizione, l'energia. Tu sei un giocatore che si fa condizionare in positivo o in negativo da questi elementi? Di solito io non ci faccio caso, per come sono fatto non do molta importanza, però è normale che si sente il pubblico, il tifo, magari nei momenti di pausa, ma quando giochi o quando stai facendo qualcosa, giustamente la tua concentrazione è su altro, quindi magari non tendi a notarlo, a darci peso. Ecco. Allora, Stefano, torniamo al tuo libro, no? Pilla a canestro. Intanto chi è che ha avuto l'idea di questo titolo? È stata una cosa particolare. Già diversi anni fa Luca Maggitti, un giornalista di Roseto, appassionatissimo di pallacanestro, che ha scritto diversi libri, fra cui uno sull'arbitro Luigi Lamonica, mi disse: guarda, tu hai una storia particolare perché quasi tutti gli allenatori sono caratterizzati da un livello di competizione, no? Non so, Messina allena in Eurolega, Pancotto allena le squadre di medio livello, un altro allena le squadre di livello. Tu invece sei passato dall'Eurolega alla Serie B in pochi anni, sei sceso 4 volte in Serie B, poi sei tornato di nuovo in Eurolega, poi hai fatto i settori giovanili, poi hai allenato le nazionali giovanili, cioè una carriera veramente che tocca i livelli più diversi. E quindi poi hai allenato le piazze storiche, quella volta non avevo ancora allenato Treviso, però avevo già allenato le 2 di Bologna, Varese, Pesaro, come i piccoli centri, come Montegranaro, Montecatini, Udine, cioè hai avuto tante storie, per non parlare dei proprietari, i più particolari proprio, e quindi storie da raccontare, e io non avevo mai pensato. Poi sono passati degli anni, l'anno scorso ero fermo e ho pensato che questa idea di mettere su un libro quello che avevo vissuto era una cosa che mi piaceva, e sono stato molto contento di averlo fatto, anche perché non avendo mai fatto una cosa di questo tipo, poi dopo quando la vedi non sai esattamente cosa trovi, e sono contento di quello che è venuto fuori, perché mi rappresenta. Non è un libro di tecnica, non parlo di schemi o di fondamentali, è solo di storie, di rapporti con i giocatori, con gli assistenti, con i proprietari, con le città, tutte queste le cose che ho vissuto, e sono contento di averlo fatto. E poi Andrea, voi insomma avete vissuto 4 stagioni insieme, no? Per chi non conosca la storia di Treviso Basket, è nata nel 2012 del nulla, finita l'era Benetton, c'è stata questa spinta incredibile, popolare, aziendale, di piazza, eccetera, che poi ha portato, era il 2014 se non sbaglio, Treviso Basket in Serie 2 Silver, e quindi a quella scalata, anzi a quella costruzione, perché partire da zero non è proprio la cosa più semplice del mondo. Devo dare un piccolo break, però la domanda sarà appunto com'è stato il rapporto e la scelta di un coach a cui è stato affidato un progetto a lungo periodo. Riprendiamo la trasmissione, vi ricordo 0422 162 6798 è il nostro numero di telefono per chiamare qui in diretta, fare domande o anche insomma raccontare qualche aneddoto, magari anche proprio su quelli che sono i protagonisti di questa puntata. Andrea Gracis, dicevo, c'è questo rapporto tra te e Stefano che è importante, no? Perché è stata una gran cavalcata, un riportare mattoncino su mattoncino Treviso, la pallacanestro a Treviso, in quella che poi adesso è la Serie A. Sì, allora io ho iniziato il mio ruolo di direttore sportivo proprio con il mio primo passo è stata la scelta di Stefano, d'accordo sempre con Paolo Vazzoler, Giovanni Favaro, col nucleo storico della società. Il nostro primo passo era scegliere l'allenatore più adatto. La figura di Stefano è quella che rispondeva decisamente più di tutte le altre alle esigenze della società. Le qualità di Stefano, soprattutto di costruttore di gruppi per una società come la nostra, che partiva proprio da zero. Abbiamo fatto con Stefano per 4 anni una squadra, non dico sempre nuova, però scegliendo tutti i giocatori, scegliendoli d'accordo, con cura, con attenzione, quindi c'è stato
Per me è stata una grande scuola stare con lui, valutare con lui i giocatori, cercare di comporre una squadra che avesse un senso dal punto di vista tecnico e dal punto di vista anche personale, umano, morale. Quindi devo dire che ho imparato molto, perché io, ripeto, ero proprio agli inizi della mia carriera, della mia esperienza da da dirigente. dirigente. Beh, tu Matteo, tra l'altro sei stato uno di quelli scelti da questi due signori. Sì, sì. Com'è stato il tuo, cioè il fatto che ti hanno proposto di venire a Treviso, qual è stato l'approccio, come ti sei trovato? Innanzitutto mi hanno chiamato, mi hanno spiegato quello che avevano intenzione di fare con me. Quando sai arriva a Treviso non puoi dir di no, quindi io ho detto subito di sì, mi sono catapultato in questa nuova avventura e niente, cioè, nulla da dire. Posso parlare di Stefano, è un grande allenatore, uno dove si lavora molto duro in allenamento. Grazie a lui sono migliorato un po' in difesa, perché è quello che diciamo era il mio punto debole, quindi posso solo che dire grazie. Questa cosa mi inserisco perché devo dire che Matteo gli devo veramente fare i complimenti perché è stato veramente bravo. Lui è venuto da noi, intanto fino a quel momento aveva giocato sempre da playmaker e noi subito gli abbiamo proposto di giocare più che altro da guardia perché noi avevamo già Fantinelli e doveva sostituire Davide Moretti, quindi non poco in quello che era la squadra che andavamo a costruire. E sinceramente l'inizio non è stato dei più facili perché lui veniva anche da un infortunio e non aveva il campo come invece serviva a noi e lui si è messo lì silenzioso com'è ma determinatissimo e ha finito la stagione bene, poi dopo ha fatto ancora meglio quando io non ci sono stato più come allenatore della squadra, però è proprio l'esempio di un ragazzo che con la caparbietà, la voglia ha girato una situazione a suo favore e adesso è diventato una bandiera importantissima per Treviso, credo che sia grande merito suo e con Andrea quando abbiamo fatto questa scelta credo che siamo stati bravi e fortunati a scegliere il giocatore giusto. Allora Raffaele, tu sei uno dei pochi che riesce a coniugare quello che è il basket, cioè a raccontare il basket italiano e contemporaneamente quello statunitense, perché insomma c'è questo fatto che in Italia esiste una grande passione per il basket, purtroppo forse se guardiamo proprio a livello quantitativo è un po' più spostata verso gli Stati Uniti e trovare una figura che riesce a raccontare con la stessa leggerezza però anche su certi temi con lo stesso impegno questo sport nel nostro paese non è proprio cosa di tutti i giorni. Sì, sì perché gli ultimi anni ci dicono che le nuove generazioni sono molto attratte dal mondo dell'NBA con l'avvento dei social, di internet, l'NBA si è avvicinata molto di più. Quando io ero giovane, immagino anche quando Matteo era piccolino, l'NBA era una volta a settimana su qualche rivista oppure i risultati che andavi a vedere sul televideo, quindi poche foto, pochi video, anche poche storie. Oggi è tutte le mattine appena ti svegli puoi sapere tutto quello che è successo nella notte, la potenza del marketing e della comunicazione dell'NBA non ha eguali, quindi tanto di cappello perché è una lega anche che viene presa come esempio da tanti altri sport. Chi dirige la Premier League qualche anno fa ho letto un'intervista a livello di come vengono improntati i nuovi stadi in Inghilterra, vengono pensati esattamente come vengono pensate le arene della NBA. Quindi oggi non è molto facile parlare di basket italiano e anche di basket italiano del passato. E io sono contento quando diciamo, escono queste cose, ad esempio come il libro di Pillastrini, perché ci sono alcuni personaggi, come è stato Pillastrini, come è stato Andrea Gracis, che le nuove generazioni faticano anche a conoscere. L'altro ieri ho scritto qualcosa in merito al ritiro della maglia di Dino Meneghin. Ci sono tantissimi ragazzi che Dino Meneghin l'hanno semplicemente sentito nominare, quindi credo che non solo parlare di LeBron James, di Stephen Curry, insomma di questi campioni che ormai sono sulla bocca di tutti,
è anche bello e stimolante parlare, fare un po' di storia di quello che è stato il basket italiano, ed è bello che magari anche i giovani di oggi possano scoprire che ci sono storie molto interessanti, come è stata anche quella di Stefano. Matteo, tra voi, diciamo, il nucleo degli italiani, per esempio, si parla mai di campioni italiani del passato, degli anni '80? Fate mai riferimento a cose di questo tipo o siete concentrati su solo, diciamo, dall'altra parte dell'oceano? Sicuramente abbiamo giocato tutti in serie minori, quindi qualche nome esce di qualche giocatore che giocava in Serie B o in B2. Ci fa piacere ricordare qualche aneddoto così. A volte... Tu quando avevi 10 anni, tipo, il tuo giocatore italiano preferito chi era? 10 anni? 10 anni era ancora un po' quelli di paese, quelli che vai a vedere, diciamo, nella tua provincia. Ci sono le squadre, la Serie C, lì, a quell'epoca era C1, ti medesimavi nei giocatori che c'erano in quel momento, però siccome non era molto diffuso, non c'era molta TV, non vedevamo molta Serie A o anche A2, quindi i nostri idoli erano quelli, i ragazzi, local, i ragazzi che incontravi o le persone che erano nella squadra, temporaneamente in quelle squadre. Stefano, allora tu hai parlato di tanti atleti con cui hai avuto il piacere ovviamente di lavorare. Sono domande anche brutte da fare in certi istanti, ma insomma quali sono quelli che ti sono rimasti in più paesi? Ma guarda, in copertina del libro c'è Randolph Childress, che per me è stato un giocatore speciale, perché è stato un giocatore che ha giocato NBA, è stato a livello di college un giocatore straordinario, è stato scelto, non ricordo neanche, ma una scelta molto, molto alta, molto importante. È andato all'NBA ed è rimasto molto deluso da quell'esperienza, tanto che uscendo da quell'esperienza è andato in Turchia, chiamato da Repeja. Io parlai con Repeja e mi disse che aveva trovato un giocatore deluso. Repeja aveva grandi aspettative su Childress quando l'ha chiamato in Turchia, in una delle migliori squadre turche, non ricordo se fosse l'Efes o quale, però insomma vinsero lo scudetto in Turchia, quindi era una squadra molto molto importante, però rimase non contento dell'esperienza con Childress. E dopo lui girò in Europa, anche in Italia, giocando in squadre dove faceva 40 punti di basso livello, giocava in modo individualista. Però io lo ricordavo per quello che vedevo prima, mi piaceva molto, e parlai con lui quando lo prendeva a Montegranaro, fra l'altro in modo casuale, per una rinuncia all'ultimo momento di un altro giocatore che poi ovviamente era una scelta buona perché era McIntyre, quindi saremmo cascati bene. Però è arrivato e subito mi sono reso conto di questa sua caratteristica di prendersi cura della squadra. Questa è una cosa che io ho sempre apprezzato nei miei playmaker, quando hai un giocatore che è in grado di prendersi cura della squadra, poi anche di giocare in modo individuale quando hai bisogno in certi momenti delle partite, e lui è stato l'emblema in questo. Proprio cito nel libro per esempio il fatto che noi a Montegranaro avevamo un giocatore molto particolare, si chiamava Ron Sly, con grandi qualità, però molto, molto ondivago da tanti punti di vista, e la sua partita dipendeva molto spesso da come la iniziava, e tutto proprio la mission di Childress era di farlo iniziare bene, di fargli fare 2 canestri facili nei primi 5 minuti. Lui entrava in campo dicendo: devo far fare 2 canestri facili a Slay nei primi 5 minuti perché poi giocherà bene. Ecco, questa capacità, questa voglia di pensare alla squadra, di pensare ai compagni, di mettere ritmo gli altri, di mettere a proprio agio gli altri, però poi anche la capacità di fare lui, è la cosa che mi ha dato molto di lui. Sentite, velocemente, per voi quando è che è un giocatore speciale proprio dal vostro punto di vista totalmente soggettivo? Il mio è quando un giocatore rende migliore gli altri, decisamente, quindi riuscire a avere nella squadra 1 o 2 giocatori che rendono migliori gli altri credo che sia fondamentale. Raffaele? Ti devo fare un nome o devo dire delle caratteristiche? Caratteristiche. Puoi farci anche l'esempio. A me è un giocatore, insomma, i miei primi anni andavo al Paladozzo a vedere la Virtus, e diciamo che tutti in quegli anni lì, nel triennio dorato in cui la Virtus ha vinto 3 scudetti consecutivi, tutti compravano la maglia di Danilovic. Io non so perché a me rimaneva impresso il modo di giocare di Bruno Monti, che ovviamente è stato una leggenda del basket italiano, però
la sua abnegazione per la squadra, cioè lui era quello che non festeggiava mai troppo quando gli altri festeggiavano tanto dopo una vittoria, non era quello che si abbatteva troppo quando gli altri si abbattevano troppo dopo una brutta sconfitta. E, come diceva il Pilla prima, lui era la guida della squadra, cioè il suo umore condizionava la squadra e secondo me tante delle fortune che poi insomma anche giocatori come Danilovic hanno avuto nella carriera, io credo che per Danilovic è stata una grande fortuna velocemente avere Matteo, per te da giocatore. Quello che ha detto Andrea in pratica, quello di dove un giocatore riesce a rendere migliore i suoi compagni di squadra, quindi magari anche per esempio il mio ruolo così, far fare un canestro a un compagno, secondo me rende felice sia lui che te stesso, piuttosto che fare un canestro. Questo è secondo me. L'altruismo. Breve pausa e poi torniamo a parlare di pallacanestro. Pallacanestro che ovviamente vuole anche dire, quando si arriva a certi livelli, rapporto con i tifosi, con le tifoserie, con i grandi appassionati e nella logica della vostra presenza qua io vi chiedo anche questo, cioè quindi nel 2019, agli sgoccioli ormai, come ci si rapporta, visto anche la penetrazione che hanno i social media con le tifoserie e con gli appassionati che seguono le varie squadre. Matteo, partiamo da te, tu appunto sei capitano, Treviso Basket ha un grande seguito. Diciamo che io non uso molto i social per attirare tifosi o per ringraziare i tifosi, però mi piace sempre quando magari finisce la partita rimanere più a lungo possibile in campo per accontentare tutti, perché loro sono venuti a vedere me, a me non costa niente. Questa è una cosa abbastanza unica di Treviso Basket, lo stare in campo, proprio sul campo di gioco alla fine. Sì, quando vengono i bambini è giusto che tu rimanga magari anche 10, 15, 20 minuti in più, non so, puoi accontentare un bambino, una persona più grande, tanto non credo che 20 minuti ti cambiano la vita. Secondo me questo è importante per creare quell'unione che magari viene vista da fuori tra tifoso e giocatore, però alla fine siamo persone, siamo tutte uguali e questo secondo me è il rapporto che si deve creare. Senti, a proposito dei piccoli, siccome abbiamo un piccolo amico in comune che è un ragazzo che si è approcciato al basket anche grazie a te, vogliamo mandare un bel saluto, Riccardo. Ciao Ricky, ci vediamo presto, penso alla prossima partita in casa. Se vuoi vedermi prima basta che me lo dici, andiamo a mangiare o andiamo a tagliarci i capelli insieme, quello che vuoi fare. Perché frequentate lo stesso barbiere? Sì, no, andiamo a mangiare, una volta siamo andati a tagliarci i capelli insieme, questa amicizia è nata appunto perché noi siamo andati in una palestra dove c'erano, mi sa, mini basket, bambini, ho visto questo ragazzo che non tirava, non partecipava all'azione, allora ho detto vabbè vieni con me che facciamo un canestro e da lì è nata questa amicizia tra me e lui. È anche per questo che si scelgono i capitani, no? Per la sensibilità con la quale si approcciano. Sì, come dicevo prima con Stefano ha una grande sensibilità per il gioco ovviamente, ma anche ovviamente per le persone. E sembra banale tirarla fuori questa cosa, però insieme abbiamo scelto tanto il carattere delle persone, la disponibilità, l'altruismo di cui si parlava prima, quindi che valessero come persone e potessero trasformare quello che avevano dentro come anche sul campo. Quindi credo che sia questa una chiave anche del successo delle squadre costruite da Stefano. Tu Stefano nel libro dici sulle pagine riservate a Treviso, alle tue esperienze a Treviso, il pubblico non ci lascerà mai soli. Lo dici e tra l'altro insomma sei anche uno tra coloro che hanno avallato, no, questa usanza di stare a fine partita in mezzo alla gente a salutare, fare selfie, fare autografi eccetera eccetera. Che rapporto hai mediamente con le tifoserie, con gli appassionati? Facciamo così. Beh, a Treviso ho detto questa cosa subito, nel senso che dopo la prima partita, che non so se ti ricordi, ti ricorderai sicuramente, i tifosi si ricordano Andrea, che è stato uno dei grandi protagonisti di quel momento.
quando giocammo la prima partita non sapevamo cosa aspettarci, perché non si sa, dopo anni che la pallacanestro non c'era più, prima giocava Real Madrid o giochi contro, quella volta Reggio Calabria, ma poi dopo Chieti, Recanati, cioè squadre di un livello completamente diverso, e arrivarono forse quasi 4.000, 3.500, non mi ricordo. 4.002 erano. Sì, sì. E da quella volta sono sempre cresciuti. E quella volta che io dissi abbiamo capito che il pubblico non ci avrebbe mai abbandonato. Ma la cosa bella è che il pubblico, in un posto così, con quella tradizione, cioè io non mi dimenticavo che sedevo sulla panchina che era stata di Messina, D'Antoni, Obradovic, non so chi mi dimentico, Blatt, cioè tutti i migliori, e devo dire la verità, mi sono sentito amato forse più di loro, nel senso che la gente mi ha dimostrato un affetto e un calore che mi ha emozionato, sinceramente. E quindi da quel punto di vista lì dico, il pubblico di Treviso è un pubblico speciale, un pubblico che ha apprezzato molto. Io sono molto contento di aver lavorato con Andrea, perché oltre che aver lavorato con un grande campione del passato, ovviamente, ho lavorato con una persona che ama la pallacanestro e con cui abbiamo parlato la stessa lingua, proprio perché il legame con la città è stato molto importante, molto bello, insomma. Raffaele, allora, due domande veloci. La prima è appunto il lavoro che tra l'altro tu fai e il tuo staff fa nella giornata tipo rispetto a utilizzare il termine educare è poco carino, però a dare dei valori nella discussione, dei valori nel supporto da parte dei tifosi, ovviamente le squadre, e dall'altra parte nel limitare l'odio, no? Vedo, cioè, tu lo fai spesso questo aspetto qua, ci tieni? Sì, quello che dicevate prima, oggi è molto più facile per un tifoso avere una foto col giocatore preferito piuttosto che dargli un 5, piuttosto che toccarlo, incontrarlo. Perché? Perché ci sono i social network e io tra 2 minuti, volendo, posso scrivere un commento sul profilo di LeBron James, anche se LeBron James non sa neanche chi io sia. 20 anni fa era totalmente diverso, magari chi aveva come idolo Andrea Gracis non ha mai avuto la possibilità di fare una foto con lui, perché c'erano altre barriere, e internet invece ha abbattuto queste barriere. E questo probabilmente è sicuramente un aspetto positivo. L'aspetto negativo è il fatto che, non essendoci più queste barriere, questo filtro, molta gente si sente in dovere di dire e fare quello che vuole. Quindi insomma sono nati gli haters, tra virgolette, quindi commenti, offese, tutto quell'aspetto brutto del mondo dei social network. Io insomma sulla giornata tipo cerco di non dare spazio anzi io sono molto esigente da questo punto di vista, cioè chi usa uno sport, alla fine stiamo parlando di un gioco, e quindi per come la vedo io non ci deve essere mai l'occasione per usare l'offesa, la minaccia o comunque sia un comportamento negativo. Chi attua questi comportamenti viene tolto, perché alla fine stiamo parlando di un gioco dove un ragazzino che è a scuola si vede arrivare il capitano di Treviso, il basket non gli piace, non gli va a ritirare, il capitano di Treviso va da lui, gli chiede di fare un tiro con lui, diventano amici e va al palazzetto a vedere la partita. Alla fine stiamo parlando di una cosa bella, e in una cosa bella secondo me non c'è spazio per questo lato brutto. Senti Matteo, i commenti negativi / insulti, che comunque sono due cose diverse, a te li ascolti, li leggi, te ne freghi? Di solito io non leggo nei giornali né nei social network che magari riguardano me. Quindi abbiamo un buon utente qua. Cerco. Cioè, non mi è mai capitato, quindi o perché non li ho letti o perché non ci sono stati, quindi non so cosa rispondere o cosa dire, però leggo tante altre cose magari che possono dar fastidio, a delle offese gratuite che a volte non servono, quindi penso sia una cosa brutta. Ecco, nella tua storia, Stefano, hai visto magari dei giocatori che invece si sono fatti molto condizionare da questo aspetto? Beh, sai, è difficile rimanere, guarda, proprio in questo, io all'inizio della carriera, quando non c'erano peraltro i social network, ma c'era una stampa molto più pesante di quanto non sia oggi,
Avevo fatto la scelta di non leggere nulla, di non guardare nulla, di isolarmi. Poi però mi sono reso conto che i giocatori leggono, che il tuo ambiente legge, e quindi adesso cerco di essere informato su tutto, anche sui social network, che da questo punto di vista sono veramente fastidiosi in certi momenti per i giocatori e per la squadra. E i giocatori sì, molti sono condizionati da questa cosa, qualcuno si intristisce, per qualcuno è anche uno stimolo, però qualcuno cerca di gestirli, e questa forse è la situazione peggiore, perché poi qualche volta gestirli significa fare una cosa positiva, ma qualche volta anche non è sempre a vantaggio della società o dei compagni. Quindi è una cosa su cui credo oggi comunque dobbiamo fare i conti, dobbiamo sapere che i social network ci condizionano, dobbiamo sapere che cosa c'è scritto e dobbiamo cercare di gestirla e organizzarla nel miglior modo possibile. La policy interna a Treviso Basket a questo punto come la gestite? Con coach Menetti anche, penso che sia... Diciamo che non, come diceva Stefano, è un qualche cosa con la quale dobbiamo fare i conti. Cerchiamo come società di non intervenire in prima persona, perché si potrebbero innescare discussioni, certo, che non portano a nulla. Purtroppo c'è una parte malata di chi utilizza questi strumenti per atteggiamenti denigratori, per cui però credo che alimentandoli con una discussione semplicemente li si accentui, per cui credo che la cosa migliore tante volte sia proprio ignorare. Breve pausa. Allora, dedichiamo quest'ultima parte di ore 13 visto che sulla pallacanestro, visto che siamo la nostra sede proprio qui a Treviso Basket. Allora, c'è una telefonata, sentiamo chi vuole parlare con noi. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Carlo da Treviso. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Ha una voce familiare lei, Carlo? Sì, diciamo siete amici tutti quanti, quelli che siete lì, per cui... Allora, posso dire che salutiamo il rettore della pallacanestro, Carlo Zanatta. Sì, Ciao Carlo. Ciao a tutti. Volevo solamente parlare di un argomento che fino adesso non avete toccato. Il famoso e mitico gilet del PIL. Il gilet del PIL. Esatto, volevo così che se ne parlasse un po', perché mi sembra un argomento interessante. Allora, ovviamente per chi non conosce questo aneddoto, non vorrei che pensasse che adesso facciamo così l'analisi del guardaroba di Stefano Pilastrini, però bellissima suggestione, grazie Carlo, e Stefano dai ci racconti. Ciao a tutti. Insomma, ma io di solito mi metto questo gilet perché non amo la giacca, e la camicia sarebbe troppo, dopo insomma il mio fisico non è da modello, e questa cosa ha creato molta enfasi, tanto che voi, fra cui tu, avete acquistato il mio gilet a un'asta questo vai avanti tu, perché sì. No, insomma era forse il primo anno di Silver, al termine c'era l'asta di tutte le maglie dei ragazzi, e io e l'amico Roby abbiamo acquistato il tuo gilet, esatto. Che senza, insomma, lo usiamo come plaid, perché insomma ha delle dimensioni abbastanza importanti, e ce l'ho ancora a casa, e ovviamente non che io e Roby stiamo sul divano col plaid, però in realtà me l'avete lasciato perché l'avete acquistato, ma siccome siete anche scaramantici, quell'attimo quell'anno vincemmo il campionato Silver, quindi avete voluto che io comunque lo indossassi l'anno successivo. Esatto. Insomma, lo sport ovviamente fa parte, cioè ha al suo interno quella che è la scaramanzia. Allora, dicevo, grazie ancora a Carlo, salutiamo. Allora, alle 6:30 di oggi tu parli molto di questo libro a Palazzo Rinaldi, un evento patrocinato dal Comune di Treviso. Facciamo un invito agli amici tuoi e della pallacanestro a venire ad ascoltarti. Sì, sarei molto contento di vedere tutti gli amici di Treviso per parlare del mio libro, per parlare di pallacanestro, per stare insieme. È un momento
Io ovviamente, come ho già detto, a Treviso sono stato benissimo, mi sono sentito anche ben voluto e più persone riesco a vedere oggi pomeriggio per parlare di questa iniziativa, più mi farà piacere. Chiunque può fare qualsiasi tipo di domanda riguardo al libro, riguardo anche alla mia esperienza a Treviso, qualsiasi cosa, e sarò ben felice di parlare di pallacanestro e di questo libro con chiunque voglia farlo. Palazzo Rinaldi, quindi Piazza Rinaldi in centro Treviso, 18:30, e ovviamente l'ingresso è libero. Raffaele, allora non voglio farti esporre su una società, però prendo spunto da Treviso, piazza storica che è ritornata in Serie A, quanto conta per la pallacanestro avere certe piazze nella massima serie? Beh, io qualche anno fa sono venuto a vedere una partita di playoff di A2 Silver fra Treviso e credo Reggio Calabria, non vorrei... Silver era Agrigento. Era Agrigento, giusto? Contro Agrigento, che poi vinse la serie, che c'era l'incrocio fra la Silver e la Gold. E fu la mia prima partita al Palaverde da quando è rinata TVB, Treviso Basket. E insomma, tu Pier lo sai, io rimasi veramente molto colpito dall'ambiente, da un ambiente positivo che insomma non è molto facile da vedere nel mondo dello sport, ma soprattutto la gente innamorata di quello che c'era sul campo, quindi si vedeva che era il popolo, diciamo, secondo me, parlo da esterno non essendo trevigiano, il popolo di Treviso è prima di tutto innamorato del basket, e quindi nel momento in cui ha avuto la paura di non tornare più quello che è stato un tempo, si è stretta attorno a questo nuovo progetto, e il risultato che si è visto al Palaverde mi ha lasciato veramente, veramente di stucco, e anzi molto probabilmente la partecipazione e l'interesse che c'è oggi non c'era neanche ai tempi in cui Treviso faceva le Final Four di Eurolega. Quindi io sono ben felice che Treviso sia tornata in Serie A, un po' perché vedere i pienoni al Palasport è anche a livello di immagine una cosa molto bella, e poi credo anche per la struttura societaria, insomma, per l'interesse, per tutto, che nel giro di questa magari è un po' una stagione di rodaggio per Treviso, giusto per misurarsi la febbre il primo anno del ritorno in Serie A, però secondo me nel giro di 2 o 3 stagioni Treviso è già pronta per, non dico per puntare allo scudetto, ma comunque sia per fare vari step per arrivare a quello al quale puntava qualche anno fa. Capitano, allora, intanto hai sentito quanto tutti quanti credano in questa realtà, mancano veramente 2 minuti alla chiusura, lascerei a te, tu sei da poco rientrato in campo, ti stai confrontando di nuovo con la massima serie, siete una squadra di tosti, perché si vede gente che lotta fino all'ultimo nanosecondo in campo. Come hai visto la vostra stagione finora? Innanzitutto io sono stato molto spettatore, posso dire che la squadra si impegna, tutti i ragazzi si impegnano, magari in trasferta non è arrivato il risultato perché per qualcosina che c'è, che bisogna aggiustare come magari tutte le squadre nuove. Con il rientro ho sentito che, diciamo, bisogna guadagnarsi minuti, bisogna guadagnarsi quello che vuoi, che tutti sono disposti a sacrificare qualcosa per la squadra, quindi questo credo sia una cosa molto importante. Domenica tu hai fatto l'esordio in questa stagione al Palaverde, c'è stato un grande boato al tuo ingresso in campo, penso, insomma, l'hai sentito innanzitutto. Come dicevo prima, sì, forse è il momento del cambio, il momento di pausa, però subito dopo entrato in campo io non faccio più caso a niente, quindi penso solo a giocare, credo sia stata una bella cosa. Ora non la so descrivere perché non ci ho fatto molta attenzione, cioè non ci ho prestato molta attenzione, però ora che me lo dici li ringrazio tutti, grazie ancora. Sentite, fra qualche giorno siete a Roma, appunto in trasferta, una squadra che sta facendo un bel campionato, ne hanno promossi anche loro, quali sono le aspettative? Come sicuramente vincere la prima partita in trasferta, questo è il nostro obiettivo della nostra settimana, perché per magari diventare sempre più squadre, diventare una squadra più tosta, devi cominciare a vincere anche in trasferta.
Roma è in un buon momento, ha vinto l'ultima in casa contro Pesaro, sicuramente in casa magari hanno qualche spunto in più. Noi stiamo lavorando per cercare di arrivare più pronti possibile a questo impegno. Andrea, ti aspettavi di essere a questo punto, in questa posizione e con questo tipo di squadra? Bah, il tipo di squadra l'avevamo pensata così e siamo molto contenti di aver avuto le conferme di una squadra che non molla mai, aggressiva, che se la gioca con tutti. Non avevo aspettative particolari perché non conoscevo il livello degli altri, il nostro, quindi ancora, però sono molto contento di quello che stiamo facendo. Ci manca, ci serve, diciamo, una vittoria in trasferta per prendere ancora più consapevolezza delle nostre possibilità. Spero che possiamo cominciare dalla domenica. Allora incrociamo le dita. Signori, allora continuate a seguire la pallacanestro, se avete piacere acquistate il libro di Pilastrini, andate a vedere Treviso Basket e seguite la pagina della giornata tipo. Ovviamente non serve che ve lo dica, continuate anche a guardare Antena 3 Nord-Est. Ciao a tutti.